E abbiamo con noi in studio un ospite che è Antonio Di Gregorio del SIULP, Sindacato Unico di Polizia di Taranto. Buongiorno, ben trovato Di Gregorio. Buongiorno, grazie Francesco e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, con Di Gregorio parliamo di due argomenti principali. Il primo è quello della mancanza di personale, di organico, di polizia, della scarsità e soprattutto della mancata scelta del Viminale di inviare rinforzi, chiamiamoli così per semplificare, a Taranto nell'ultima ripartizione delle tabelle. Una problematica che ho letto non riguarda comunque solo Taranto, anche Lecce. Ho visto che insomma i vostri colleghi erano abbastanza sul piede di guerra. Ma parleremo poi, a proposito della vicenda della morte del carabiniere Le Grottaglie. Alcuni colleghi di Gregorio, due agenti del commissariato di Grottaglie, sono quelli che hanno inseguito e purtroppo rischiato la vita per difendersi. Hanno sparato a Michele Mastropietro, uno dei due fuggitivi che è morto diciamo di lì a poco. Sono come atto dovuto indagati per omicidio colposo. Questo ha generato insomma un po' di, come dire, polemiche, indignazione in Italia. Parleremo anche di questo. Partiamo però dall'inizio. Una delle denunce che avete fatto nei giorni scorsi è quella appunto della scelta del Viminale, del Ministero degli Interni, di non mandare nessuno in più, non ripartire rinforzi per Taranto. Come siamo messi da queste parti dal punto di vista dell'organico e del personale della Polizia di Stato? Guardi, se guardiamo i dati siamo messi male, nel senso anche malissimo. Io non voglio creare un allarmismo infondato e inopportuno, ma se fossi io cittadino della città di Taranto sarei abbastanza preoccupato. Chiaramente le colpe non risiedono nella gestione attuale manageriale, ma è un progetto che viene più da lontano e forse oltre un anno, io direi anche due, che Taranto non attinge nuove risorse nella progettualità e nei piani di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, in questo caso della Polizia di Stato, e questo è sconcertante perché non possiamo neanche dare un numero preciso di quanti siamo rispetto a quanti dovremmo essere. Cioè non abbiamo una percentuale? Non abbiamo una vera percentuale, perché in realtà non ci viene, è fuorviante tra l'altro, non ci viene neanche fornita dal Dipartimento. Quello che però sappiamo è che dove prima, ad esempio per strada, nella prevenzione, nel controllo del territorio, nella repressione dei reati, quello che voi chiamate UPGSP? Sì, è l'ufficio della squadra volante, le nostre Pantere, laddove fino a qualche tempo fa operavano 5-6 volanti, oggi sui territori, nelle zone, si opera a malapena con 2 pattugli, quindi capite bene qual è anche a livello di percezione il livello di sicurezza che abbiamo raggiunto nella nostra città. Ma a questo dobbiamo aggiungere una serie di competenze, di innumerevoli competenze che noi abbiamo, quindi non è solo prevenzione, non è il nostro lavoro, è fatto di tanti segmenti, tante situazioni. Volevo ricordare ai telespettatori che da noi passano le licenze dei porto d'armi, c'è la procedura amministrativa per i passaporti, quindi in quegli uffici dove prima operavano più risorse, più uomini, noi abbiamo oggi uffici che addirittura ci ritroviamo ad operare con singole unità, quindi questo è un problema. Il suo collega Brai di Lecce, lo leggevo stamattina sulla Gazzetta, ha parlato di rischio collasso per, diciamo, l'UPGSP di Lecce, l'ufficio prevenzione generale, servizio di prevenzione, qualcosa, sì, non ricordo esattamente l'acronimo. Servizio generale soccorso pubblico. Esatto, sì. Esattamente quello. Ma ha parlato anche di gravi rischi, per esempio, per alcuni commissariati della provincia che insomma sono in difficoltà. Vale la stessa cosa anche per Taranto, quindi anche, diciamo, non solo il capoluogo in difficoltà, ma anche alcuni comuni della provincia? Assolutamente sì, bisogna inglobare anche le tre grosse realtà della provincia: Martina Franca, Grottaglie e Manduria. Anzi, la situazione, a dire il vero, è anche peggio del nostro capoluogo. Non a caso, perché non abbiamo avuto nuove risorse, non c'è stato un adeguato piano di ripartizione, proprio perché ha dovuto
il dipartimento, il capo della polizia ha dovuto fare delle scelte. In questo caso ha privilegiato i commissariati. Ci sono state 536 unità assegnate a vari commissariati in tutta Italia, risorse chiaramente sottratte alle questure, alle specialità e tutti gli altri uffici. Peccato però che per quanto attiene i commissariati non di Taranto ma più o meno della Puglia non è stata assegnata una sola risorsa. Quindi il collega Brai ha ragione, il mio omologo segretario del SIULP di Lecce ha ragione nel ribadire che c'è il rischio collasso, il rischio implosione del sistema. Faccio una domanda stupida probabilmente: perché non si assume? No, è il contrario, direttore. Si assume non invece. Solo c'è direttore, uno sforzo. Devo riconoscere che allo Stato c'è uno sforzo da parte del Viminale nelle assunzioni. Il problema è che noi stiamo pagando diciamo il deficit di quella famosa revisione di spesa, di quella spending review voluta dagli esecutivi di governo precedenti, e qui non faccio una differenza tra destra e sinistra, che ha imposto la revisione di spesa sulla sicurezza. Quindi non abbiamo avuto nell'ultimo decennio, io direi 15-20 anni aggiungerei, concorsi adeguati, congrui rispetto ai pensionamenti, comunque alle uscite, bravissimo, rispetto all'esercito dei pensionati che inesorabilmente avanza e lascia dei vuoti, dei buchi che a malapena vengono colmati neanche al 50%. Torniamo con Antonio Di Gregorio del SIULP, del Sindacato Unico di Polizia di Taranto. Ben trovato ancora. Bentornato. E abbiamo parlato insomma della carenza di organico della polizia, ma adesso entriamo invece in un altro argomento che negli ultimi giorni sta tenendo banco dopo la morte del carabiniere. Carlo Grottagli è ucciso per i colpi esplosi da uno dei due fuggitivi fermati poco dopo dalla polizia. Due colleghi di Gregorio sono adesso sotto accusa per omicidio colposo, e questo ha generato insomma una polemica. Ma prima di arrivare a questo volevo farle una domanda. Mi ha veramente dilaniato l'idea che Carlo Grottagli, il vice brigadiere, all'ultimo turno della sua vita non solo sia morto, ma ecco, mi chiedo anche a 60 anni è giusto che, se quindi proprio a un passo dalla pensione, è giusto che un operatore come Grottagli sia per strada in pattuglia, insomma in un servizio così anche insomma rischioso anche da un punto di vista fisico? Io direi domanda congrua, nel senso che l'argomento è strettamente collegato alla questione degli organici. Evidentemente, ma questo succede anche da noi, Francesco, evidentemente la posizione degli organici, la questione degli organici è tale che non abbiamo nuove risorse, nuove leve, soprattutto qui al sud, nei nostri baluardi di sicurezza, nei nostri avamposti di polizia, che voglio dire, il personale è costretto a lavorare fino all'ultimo giorno prima della quiescenza, prima della pensione. È un altro tema nel tema. Torniamo invece ai suoi colleghi, i due che hanno individuato i fuggitivi. Uno, Giannattasio, si è arreso subito, l'altro invece non solo ha continuato a fuggire, ma ha esploso veramente quasi due caricatori nei confronti dei suoi colleghi, dei poliziotti che lo inseguivano. Ha avuto il tempo Michele Mastropietro di ricaricare, di cambiare il caricatore e provare a sparare nonostante i tanti alt che gli venivano intimati, nonostante il colpo in aria, insomma nonostante tutte le procedure che i poliziotti sono tenuti a seguire. Ha sparato proprio per uccidere i poliziotti che hanno risposto al fuoco insomma Michele Mastropietro è stato colpito 2 volte e alla fine ha perso la vita. I suoi colleghi ora sono indagati per omicidio colposo. Questo ha generato una serie di polemiche e reazione come un atto ingiusto nonostante dovuto. Perché? Quasi inevitabile nel nostro paese una sintesi di questo tipo. Io non so se sono 2, 3 o 4, c'è un'indagine in corso, c'è la magistratura adesso che farà luce e chiarezza. Quello che posso dire è che conosco anche molto bene questi colleghi del commissariato di Grottaglie e della polizia giudiziaria. Credo che abbiano agito secondo quelle che sono le norme di legge con la massima professionalità. Questo lo posso dire a chiare lettere. Certo, è paradossale che nel nostro paese noi che siamo i servitori dello Stato e che serviamo
siamo lo Stato, che diciamo agiamo in nome e per conto della difesa della tenuta democratica. Appena dopo qualche ora, il nostro intervento è lo stesso Stato che poi ci indaga. Questo non è una diciamo polemica o guerra fra poteri forti, non è questo quello che noi come sindacato vogliamo portare sul tappeto. Semmai abbiamo chiesto di riesaminare, di rivedere il sistema di legge rispetto a questo, perché non è possibile che in maniera automatica, come con precisione svizzera, un collega che fa il proprio dovere si debba trovare poi successivamente indagato nelle aule giudiziarie. I magistrati applicano chiaramente le leggi, nulla in discussione rispetto a questo, e agiscono nelle aule giudiziarie. Noi agiamo per strada, dove dobbiamo prendere dobbiamo fare delle iniziative, prendere una decisione in così pochi secondi. Di Gregorio, però diciamoci una cosa, se non ci fosse questo controllo della magistratura, diciamo queste indagini, tra l'altro per omicidio colposo e quindi non per omicidio volontario, ovviamente sono cose completamente diverse dal punto di vista giuridico, però ecco, senza questo controllo, senza queste indagini è come se si desse ai poliziotti o ai carabinieri una licenza di uccidere. Assolutamente no, noi non vogliamo avere scorciatoio, vogliamo essere, come dire, trattati diversamente da altre persone. Il punto è un altro, è che i colleghi dovranno far ricorso ai propri bilanci familiari per anticipare le spese giudiziarie, quindi dobbiamo equilibrare, a mio parere, un sistema per il quale noi non vogliamo essere, come dire, se ci sono delle responsabilità, non è questo il punto. Okay. Però voglio dire, il decreto sicurezza ultimo varato dal governo va in quel senso, viene a favore delle tutele legali, anticipando delle spese da 10 però a 5 a 10.000 euro da 5 a 10.000, ma c'è un problema di congruità, è l'avvocatura dello Stato che lo stabilisce. Quindi potrebbe stabilire che per principio di economicità quelle spese non vanno garantite o vanno garantite solo in maniera parziale. Ecco che il tema è uno dei temi, è anche questo qui. In sostanza i poliziotti devono in qualche modo pagarsi l'avvocato in attesa poi di essere rimborsati. Ci vorranno, come al solito, come tutte le cose burocratiche italiane, una vita. Quindi diciamo non solo diciamo il fatto comunque di dover affrontare un processo che sicuramente non è bello, o comunque diciamo o quantomeno un'indagine preliminare, perché insomma rispetto almeno a quello che ho letto io negli atti oggi come dire, è difficile che insomma in una situazione del genere i suoi colleghi vengano rinviati a giudizio. Insomma, mi sembra abbastanza chiara la dinamica, però ecco, sicuramente la beffa di dover pagare un avvocato in attesa che poi lo Stato si ricordi di rimborsarceli. La beffa di pagare un avvocato, i consulenti e i periti, ecco che poi subentra una sorta di frustrazione, di demotivazione da parte dei nostri colleghi e in generale delle forze dell'ordine. Ma ripeto, questo è atto dovuto, ma è anche un atto di garanzia. Dicevi bene, va come dire, a garanzia dei colleghi per acclarare, avvalorare proprio la genuinità del proprio operato. E allora noi ringraziamo Antonio Di Gregorio del SIULP Taranto, del Sindacato Unico di Polizia, per essere stato con noi questa mattina, averci raccontato insomma come sta in salute la Polizia di Taranto, ma anche insomma essere entrati nel dettaglio di questa storia che sta tenendo banco. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro.